Evidentemente qualcuno fuori dal Consiglio Comunale cerca di destabilizzare. L'importante è che se qualcuno se la deve prendere, se la prenda con il sindaco, ma non venga danneggiata l'immagine di una città soltanto per motivi politici. Di rientro da Vilnius, Mario Conte non poteva essere più chiaro. Qualcuno sta tentando di avvelenare i pozzi a Kasugana con il tema della sicurezza che fa da detonatore, e non potrebbe essere altrimenti dopo la nota del ministro alla giustizia Carlo Nordio, che incontrando i vertici di Fratelli d'Italia, cittadini e provinciali, ha parlato di una Treviso poco sicura dove la gente ha paura di passeggiare in centro. Apriti cielo, dopo la diplomazia delle prime ore, Conte passa all'attacco. Oggi, oltre ai proclami, gli chiediamo di mettersi ancora una volta accanto agli amministratori portando concretamente delle soluzioni. Quindi fermare l'immigrazione clandestina, mettere in campo delle regole che siano rispettate da tutti con la certezza della pena e soprattutto incrementare il personale delle forze dell'ordine nei nostri territori. Il resto sono tutte chiare. Ma lo sfogo non finisce qui. Lo stesso primo cittadino accelera l'incontro con un altro ministro, quello dell'interno. La differenza tra chi fa l'amministratore e chi fa politica è che chi fa politica cerca di scaricare le proprie responsabilità sugli amministratori. Gli amministratori si rimboccano le maniche e lavorano, tant'è che domani molto probabilmente cercherò di incontrare anche il ministro Piantedosi, perché per noi la priorità è ripristinare la sicurezza nella nostra città. Nel dibattito innescato da Nordio entra a gamba tesa in mattinata lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Nordio ha perfettamente ragione, c'è stato un troppo lassismo. Io ho sempre detto baionetta in bocca, e questo è l'ordine che io davo ai miei tempi, e quindi chi sbagliava doveva pagare immediatamente. Quanto ha detto Gentilini è esattamente ciò che penso io. C'è da dire che rispetto a 20 anni fa è cambiato il tessuto sociale della nostra città. Quando Gentilini era sindaco. Insomma, altri tempi, ribatte Conte, ben sapendo che quelli attuali sono segnati da elezioni regionali, e dopo Zaia, famelici, impreparati, perdenti, la descrizione dei meloniani attribuita allo stesso Conte dal quotidiano Il Foglio, giudicata quantomeno offensiva in studio a Ring da Claudio Borgia, presidente trevigiano di Fratelli d'Italia. Evidentemente Claudio Borgia racconta qualche bugia. Tra l'altro proprio il segretario provinciale Claudio Borgia era stato tempestivamente informato dell'accaduto dal sottoscritto, con il quale mi ero chiarito, gli avevo trasmesso in copia anche la smentita, e quindi mi sembra francamente una grande arrampicata negli specchi, però non mi interessa, cioè io non devo scusarmi di cose che non ho detto. Non è mia intenzione alimentare nessuna polemica politica con gli alleati. Noi attendavamo una smentita pubblica da parte del sindaco Mario Conte. Prendiamo atto che sono arrivate oggi, e adesso, visto che tutti siamo amministratori locali, possiamo tornare ad occuparci dei problemi reali dei cittadini.